Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite l'avete visto il dottor Pierluigi Pilati, direttore del Dipartimento IOV del Veneto di Padova e Castelfranco e direttore anche di UOC delle vie digestive. E vi ricordo che al termine di questa prima parte poi vi faremo vedere speciale Basilica del Santo, dove vi racconteremo tutto per quanto riguarda la Basilica nel suo manufatto, nella sua parte religiosa, ovviamente con i frati esperti della Basilica. È un appuntamento da non perdere, ci saranno le repliche alla domenica alle ore 19, ma ci sono molte curiosità perché tanti davvero non hanno visto e non conoscono per bene la Basilica del Santo di Padova. Allora eravamo rimasti con il dottor Pierluigi Pilati a parlare di alimentazione, giusto che è un'alimentazione. Penso sono venuti i suoi colleghi qui e mi dicevano che taluni, se uno fa un'alimentazione corretta, fra una ventina, trentina d'anni si scopriranno le cellule tumorali e verranno anche estinte come tante altre malattie nel passato, dicono, no? Un uomo, un corpo umano potrebbe vivere addirittura fino a 150 anni, hanno fatto questa ipotesi, davvero un'ipotesi. Ma io sinceramente non so se arriveranno. No, era un'ipotesi ovviamente, no. Questi Però anni. lo voglio dire correttamente. Però io parto dall'idea che nel periodo romani l'età media era attorno ai 25 anni, poi siamo passati a 35 anni, nel 700 l'età media non superava i 50 anni, 45-50 anni. Io mi ricordo che circa nel 2000, 99-2000, veniva considerato una persona anziana non suscettibile più di interventi che noi facevamo, diciamo, aggressivi per tumori delle vie digestive quando aveva superato i 70 anni. Adesso operiamo tranquillamente persone che hanno 90 anni e che superano 90 anni, ma di tumori, diciamo, allo stomaco, di tumori al retto, cioè di neoplasie, diciamo, importanti. E queste persone qua superano l'intervento chirurgico, vanno a casa, chiaramente in casi selezionati, e l'aspettativa di vita si sta allungando sempre di più. E questo praticamente ci fa ben sperare per il futuro. Allora andiamo a vedere il servizio, chiedo alla regia di mandare il servizio il secondo, andiamo a vedere i dati del tumore con Loreto proprio nel ragionamento che faceva il dottor Pilati, quanti sono e poi ovviamente le farò delle altre domande, vediamo il servizio. Il tumore del colon retto è tra i più frequenti nella popolazione. Secondo i dati del Registro Tumori del Veneto, nel 2015 sono stati diagnosticati 3.552 casi, l'11,5% di tutti i tumori. Negli uomini è al terzo posto per incidenza dietro al tumore alla prostata e a quello al polmone. Nelle donne è al secondo posto dietro a quello alla mammella. L'età media della diagnosi è di 72 anni. Infatti nella fascia di età oltre i 70 è al primo posto per tumori diagnosticati. Nel 2015 sono stati 2.139, il 13,5% del totale. Negli uomini il rischio cumulativo è di 12, il che significa che è necessario seguire 12 uomini nel corso della loro vita per trovarne uno che sviluppi un tumore. Nelle donne invece il dato è di 21. Nei maschi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 65,6%, nelle femmine è del 63,7%. A 10 anni invece i dati di sopravvivenza tendono ad equivalersi, 59,5% nei maschi e 60,2% nelle femmine. La prevalenza, dato che indica quante persone in una determinata popolazione hanno avuto una diagnosi di tumore nel corso della loro vita, evidenzia come al 1 gennaio 2016 il tumore al colon retto sia stato diagnosticato in Veneto a 20.742 uomini e 18.036 donne, segno che è più diffuso nella popolazione di genere maschile. Questi sono dati del 2016, dati della Regione Veneto, 40.000 tumori, mica pochi, sì, a colon retto parliamo solo lì, sì. nel Veneto. Bisogna tenere presente che si riescono a diagnosticare prima questi tumori e quindi praticamente sono curabili. Cioè abbiamo visto che dopo il tumore la percentuale di quanto uno vive è addirittura il 60% oltre i 10 anni e quindi esatto. Abbiamo visto prima le tabelle lì. Insomma, quindi... sono dati molto incoraggianti, da un lato per tutto il lavoro, per tutta l'attività di studio, di diagnosi precoce e anche in seguito alle cure e al trattamento
dei tumori, non solo del colon retto, ma partiamo dall'esofago per arrivare allo stomaco, eccetera, delle vie digestive, hanno portato a un incremento della sopravvivenza, alla guarigione di questi pazienti, cosa che in passato, mentre in passato la percentuale era molto bassa, progressivamente si è arrivati a una C'è guarigione. una percentuale, dottore, di gravità delle vie digestive, cioè partendo dall'alto, andando allo stomaco, andando al colon, andando al retto, la massa tumorale più grave di solito No, dove? il tumore che secondo me è, tra virgolette, è più grave è il tumore all'esofago. Il tumore all'esofago per le caratteristiche di diffusione di questa neoplasia e per le caratteristiche di non essere sintomatico, di essere paucisintomatico. Cioè, mi spiego, le caratteristiche del tumore dell'esofago sono tali per cui il tumore Guardi, se abbiamo delle immagini lei ci può essere d'aiuto, la regia Certo, le sta ecco, mettendo dove qui. vedete la freccia che ti indica metà esofago dove può insorgere il tumore, questo tumore praticamente insorge in modo subdolo, può invadere le strutture circostanti a livello del mediastino, che sono strutture molto... Aspetti, spieghi bene, Sì, perché se lei parla così, va bene. Può dottore, invadere le strutture circostanti e poi diffonde per le caratteristiche del tumore e per le caratteristiche anatomiche dell'esofago sia a monte, cioè sia verso la bocca, sia a valle, cioè sia verso lo stomaco. Questa diffusione sia verso l'alto sia verso il basso, in maniera paucisintomatica, cioè senza farsi notare, fa in modo che questo tumore qua, quando viene diagnosticato, spesso è in uno stadio avanzato e quindi praticamente la cura, diciamo fra virgolette, è più difficile. Quindi se viene riconosciuta in tempi... E come fa a riconoscerlo uno? Allora, che sintomi può avere? I sintomi sono sintomi subdoli, nel senso che di solito il paziente comincia ad avere difficoltà nel transito intestinale, cioè sente che mangia qualcosa, pezzo di pizza e la deglutisce e dopo la roba sta ferma lì, non riesce, ha la sensazione che sia bloccato. Questo è uno dei disturbi. L'altro disturbo è praticamente una sensazione di fastidio, di dolore retrosternale per lo stesso motivo. E dopo i sintomi via via vanno aumentando fino a un quadro in cui anche prendendo degli alimenti semisolidi o addirittura liquidi, il cibo non riesce a passare. Senta dottore, mi incuriosisce ovviamente l'argomento. Il tumore è un pezzo di... Andiamo a vedere una neoplasia, vediamo delle immagini. È un pezzo, una massa tumorale. E così a pelle, no? Se la regia mi fa vedere qualche immagine, mi verrebbe da dire, ma santo Dio, non è che si possa andare lì, la prendo, la tolgo e uno guarisce. No, non succede così. Allora, la mia è un ragionamento banale, no, però il senso nel vedere le immagini, nel preparare, c'è quel pezzettino ammalato, quel pezzettino di neoplasia che è il tumore e io dico ma perché non lo tolgono e poi nella parte e invece tanti di questi casi purtroppo non trovano la possibilità di guarire. Nel tumore delle vie digestive, in generale dico io. Vabbè, in generale praticamente non è che noi abbiamo un corpo umano come un contenitore e entriamo dentro e diciamo questo pezzettino qua non va, lo tolgo e la macchina va perfettamente come prima. Nel corpo umano praticamente bisogna studiare... Ecco, stiamo vedendo le immagini man mano sì, ovviamente. Bisogna studiare esattamente quali sono le caratteristiche di questo tumore, dove è localizzato e proprio per le caratteristiche della neoplasia tu devi praticamente portare via diciamo, quello che c'è attorno grossolanamente, mi riferisco alle strutture linfonodarie, alle ghiandole e ai linfonodi, che potrebbero essere la sede di cellule che dal tumore sono migrate verso i linfonodi. Certo, io le faccio... Lei, poi parleremo anche dell'operazione, della laparoscopia, di tante novità che anche lì sono molto curioso. Lei c'è un soggetto, un paziente che ha un tumore, lei lo apre, lo opera addirittura d'urgenza. Lei capisce se quello vivrà o non vivrà? Allora, cioè lei vede, apre, dice no, questo
non avrà vita, perché poi quando fate anche le previsioni durerà 3 mesi, non è che vi allontaniate di molto. Ecco, da cosa capite questo? Allora, bisogna distinguere se un intervento viene fatto in urgenza o viene fatto in elezione. Non voglio parlare di intervento, voglio parlare solo sì, di quello che lei vede, ha capito? Lei vede, apre questo corpo umano, c'è questa massa tumorale e lei dice, io chirurgo dico sì, è operabile, può guarire, oppure questo non è operabile e purtroppo durerà poco. No, quello che volevo dire è che se non è un intervento fatto in urgenza, quindi il paziente va in sala operatoria subito, di solito il paziente viene e deve essere studiato. Deve essere studiato non solo da un chirurgo, ma deve essere studiato da un team di specialisti che comprende il radiologo, i radiologi, per studiare praticamente gli esami che il paziente ha effettuato, deve essere analizzato il caso studiato dall'anatomopatologo, perché ti dice se sono state fatte delle biopsie e quali sono le caratteristiche, deve essere valutato dal chirurgo per l'aspetto chirurgico e dopo deve essere valutato dall'oncologo, figura secondo me molto molto importante, per valutare praticamente in base alle caratteristiche del tumore se il paziente necessita prima di un trattamento chemioterapico, di fare una terapia, prima di fare l'intervento chirurgico. Valutate tutte queste cose, noi possiamo dire il paziente va in sala operatoria, con queste caratteristiche, il tumore ha queste caratteristiche, è una neoplasia ben differenziata, è localizzata allo stomaco, non ci sono linfonodi all'attacco che aveva fatto prima e quindi mi aspetto che praticamente la prognosi sia buona, cioè ho la possibilità di rimuovere parte dello stomaco o tutto lo stomaco, compresi i linfonodi, e la prognosi dovrebbe essere buona. Se tu vai in sala operatoria, entri in sala operatoria, esplori il paziente e hai conferma di questo, tu puoi dire alla fine aspettiamo l'esame istologico definitivo per vedere di avere una conferma se le ghiandole sono prese o no, quali sono le caratteristiche del tumore una volta asportato, abbiamo preso l'esempio dello stomaco, e da lì possiamo trarre le conclusioni e dire in base a queste caratteristiche secondo me il paziente ha una prognosi buona, potrà guarire o meno. Se nel momento in cui apri tu diciamo, hai errato, hai sbagliato quello che tu avevi preventivato prima, perché trovi la presenza di malattie anche nelle strutture anatomiche vicine allo stomaco, mi riferisco al peritoneo. Cos'è il peritoneo? Il peritoneo è un foglietto che praticamente riveste gli organi endoaddominali e riveste dall'interno la parete della cavità addominale. È un foglietto, tipo il Domopac per capirsi. E cos'è il Domopac? Il Domopac, quello che lei adopera quando deve chiudere gli alimenti. È sì, siccome non sono abituato a casa mia, non sono il lo so, casa. dottore, che non è che abbia questo. E praticamente quando queste cellule vengono liberate dal tumore, mettiamo dalla parete gastrica, possono scivolare e attaccarsi in questo foglietto. La presenza di queste cellule, di questi noduli in questo foglietto che si chiama foglietto peritoneo nel peritoneo è un indice prognostico negativo, cioè ti dice che la malattia ha già abbandonato lo stomaco o il colon in esame e va a localizzarsi in altre sedi. Quindi questo ragno, questo tumore, esatto. definiamolo ragno, si muove e comincia a colpire altri. Esatto. Queste cellule qua possono andare diciamo per contiguità e quindi invadere le strutture circostanti, oppure possono migrare per via attraverso le ghiandole che dicevamo prima, cioè attraverso i linfonodi, possono prendere vie e raggiungere linfonodi distanti dal stomaco, certo. Possono raggiungere il fegato per via ematica, attraverso il sangue, certo. oppure possono raggiungere organi a distanza, addirittura polmoni o cervello. Bene, allora lei mi ha spiegato e mi ha detto io le spiego e le dico se quel soggetto vivrà o no
dopo aver fatto tutte le analisi del caso, e dunque lì ha una panoramica molto ampia. Ma se lei apre un soggetto d'urgenza che ha bisogno di un intervento d'urgenza, che non ha la possibilità di avere questa veduta nel complesso del paziente, lei riesce a capire, porca miseria, questo non ce la fa, questo ce la farà, dalla sua esperienza? Allora, innanzitutto se il paziente viene operato d'urgenza vuol dire che siamo in una condizione, diciamo, molto avanti, nel senso che il tumore è perforato, Magari oppure il tumore sanguina, e Bene. quindi vuol dire che il tumore è cresciuto. Allora, se in questi casi qua, per definizione, la possibilità che la malattia si sia già estesa, perché per infiltrazione ha preso la parete dell'addome e ha preso il muscolo dietro, oltre al peritoneo, questo è un indice di una malattia che è già sconfinata e quindi una malattia avanzata. Oppure parliamo di un tumore che si è perforato, quindi tu lo operi d'urgenza perché si è formato un buco. Oppure la terza ipotesi, dottore, uno viene operato per un'altra causa e all'interno c'è questo tumore, viene operato per, che ne so, non so, mi dica una malattia qualunque, anche un'operazione anche appendicite ortopedica, e viene all'interno, vede una massa tumorale. Dunque non conosce il paziente, in effetti, dopo tutto quello che le ha detto prima, e le cause, le concause, la parete di sangue, non la parete di sangue. Ecco, lei riesce a capire, beh, questo è operabile, questo si può salvare, no? È una domanda che va in più, ovviamente è chiaro che poi lei può fare tutti gli accertamenti del caso. Io volevo capire dove le faccio questa domanda per riuscire a capire dove arriva questo tumore, questo cancro maligno, che l'occhio umano riesce a vedere senza aver fatto e fare tutti gli esami del caso. Allora, secondo me... e se si può vedere, ovviamente. No, da un lato è molto importante l'esperienza, nel senso che siamo in urgenza e quindi quanto più uno ha esperienza in questo tipo di chirurgia, cioè una chirurgia oncologica, tanto più difficilmente sbaglia la prognosi di questi pazienti. È altrettanto vero però che a me è capitato 2 settimane fa di essere convinto di operare un tumore in uno stadio avanzato, cioè che avesse praticamente fosse esteso oltre la parete, si trattava di un colon destro, e che avesse infiltrato la parete addominale. Invece, per fortuna, avevo sbagliato, nel senso che sì, era un tumore in uno stadio però non avanzato, perché tutto quello che c'era attorno che sembrava tessuto tumorale, all'esame istologico definitivo è venuto fuori tessuto infiammatorio, e probabilmente tutta l'infiammazione che si è formata attorno ha fatto in modo che la malattia rimanesse localizzata. Certo. Senta, dottore, dagli esami del sangue si può capire se uno ha un tumore o no, oppure può anche sfuggire? No, gli esami del sangue sono molto importanti perché si può capire se una persona ha una lesione. Ci sono adesso degli studi nei quali praticamente addirittura tu puoi rilevare la percentuale di cellule, la presenza di cellule nel sangue neoplastiche. Ci sono anche dei segni, diciamo, indiretti, nel senso che se tu fai degli esami del sangue, che di solito non li fai mai, diciamo, così, perché ti capita, ma li fai perché hai qualche disturbo, perché il medico di base dice, e vedi per esempio che hai un'alterazione, gli esami dell'indice delle funzionalità epatica sono alterati, ti deve porre il dubbio che qualcosa non stia andando bene a livello del fegato, e quindi è mandatorio fare la prima indagine, un'ecografia, allo scopo di escludere che ci sia un problema al fegato tale per cui gli esami del sangue sono alterati. Senta, prima della pubblicità sento sempre parlare la gente, no? Tu hai avuto un tumore, sì, un caro è morto anni fa. Ecco, 20 anni fa un tumore al colorettore, faccio un esempio, o altre parti delle vie digestive di cui lei tratta, 20 anni fa magari avevano un aspetto, cioè
uno poteva dire c'ha questo tumore, vive oppure non si può guarire, oppure viene operato e muore dopo un po'. Quello stesso tumore dopo 20 anni invece un paziente si salva. Questo vuol dire che diciamo, la medicina, la ricerca ha fatto sì che in 20 anni molti tumori che 20 anni fa avevano una brutta conclusione, oggi hanno una bella conclusione. Riusciremo a farli sparire, secondo lei, prima o dopo queste cellule maligne all'interno del corpo? Secondo me sì, perché studiando praticamente proprio la biologia di questi tumori, alla fine si conosceranno praticamente quali sono completamente tutti i meccanismi che fanno in modo per cui la cellula a un certo momento impazzisce e nella trascrizione dei messaggi, nella duplicazione cellulare, per cui praticamente qualcosa va storto, per cui la trasmissione, la trascrizione di questi messaggi è alterata e la cellula praticamente si ammala, cioè viene praticamente, che si genera nuova, è ammalata, diventa neoplastica, con caratteristiche completamente diverse dalla cellula madre. E da qui praticamente si sviluppano altre cellule e danno corso al tumore. Conoscendo tutti i meccanismi, adesso ne conosciamo abbastanza ma non ne conosciamo tutti, secondo me è possibile anticipare la presenza del tumore. Ovviamente ci vogliono soldi per la ricerca. Anche Ovviamente ci vogliono soldi per la ricerca, ma si sta facendo molto. Passi da gigante. Sì. Va bene, andiamo in pubblicità, poi abbiamo molte cose da dire tra poco.